Un piccolo cenno sulla storia di Ragogna. Nel periodo romano nasce a Ragogna il castrum Reuniae, a difesa della strada romana della via Germanica che da Concordia Sagittaria si collega alla via consolare di Iulia Augusta vicino a Gemona e prosegue verso Norico. In epoca longobarda diventa rifugio per le popolazioni in occasione dell'invasione degli Avari, popolo nomade di lingua turcica e origine asiatica, si presume di stirpe mongola. I successivi documenti di Ragogna si hanno a partire dal XII secolo, al tempo dei feudatari, i duchi di Carinzia, che nel 1218 cedono il feudo ai Ragogna, anch'essi di origine tedesca. Durante la lotta tra il patriarcato di Aquileia e i duchi d'Austria, i Ragogna si schierarono dalla parte di questi ultimi, diventando famosi soprattutto per i numerosi atti di brigantaggio. Nel 1503 i conti Porcia acquistano il feudo ed il castello, restaurato, diventa una residenza secondaria. Il terremoto del 1511 prima e l'incendio del 1560 lo danneggiano irrimediabilmente. Quindi viene abbandonato definitivamente nel 1650. Nel 1952, per lascito della contessa Irene, è donato al comune di Ragogna. Nel 1976 viene colpito gravemente dal terremoto. Oggi è stato ricostruito e svetta nuovamente fiero sulla cima della collina, a guardia del grande fiume e antico testimone di popoli ed eventi passati. Sono a Ragogna, oggi farò una sessione da sola come gruppo perché poi ci uniremo al gruppo GT Paranormal Investigation che verranno più tardi. Io adesso sono arrivato un attimo prima, farò una piccola veduta così e poi vediamo. Quella tomba lì era in questa posizione ed era sul nord, ed è quella lì è quella del periodo verso il 700. Perciò diciamo che a parte quella qua è ancora conservata, non è mai stata conservata. Perfetto. Questi qua sono delle basi, sono proprio quello che è rimasto, che è stato scoperto dopo dell'evoluzione di questo loro fatto le mura perimetrali dell'evoluzione di questa chiesa. Questa qua era una, quella là invece era quella della terza modifica, invece quella paleocristiana era molto più corta, 8x11 con quella sezione circolare dell'altare lì, così. Mentre là si vede che c'è del mosaico, che è della seconda evoluzione della chiesa, quando la parte dell'altare è stato fatto rettangolare. Okay. Qua dietro poi ci sono le due fonti battesimali, che sono quella del Vecchio Testamento. Questa. Si veniva battezzati all'esterno della chiesa perché non si poteva entrare in chiesa se non si era battezzati, e per immersione, mentre questa qui è la fonte battesimale del Nuovo Testamento, dalla terza evoluzione della chiesa, che era praticamente
una doccia, perché si battezzava come si viene battezzati adesso per aspersione. Sì. Tipo doccia. Perfetto, bellissimo, stupenda. E quella foto baptismale lì poi è stata inserita all'interno della chiesa, e quel luogo lì era poi la canonica del prete nella seconda e nella terza evoluzione. Questa chiesa qua aveva questa dimensione, come si vede sul muro lì che sale, Che si vede la che forma sale, e la forma sopra, fin sopra quell'occhio che c'è. Quella lì era la dimensione della chiesa nel periodo della seconda e terza evoluzione. Poi dopo successivamente aveva sempre questa dimensione qua, con l'aggiunta di questa altra parte sulla destra. Dopo il 1500 questa porta qua e l'ampliamento della chiesa è stata fatta dopo il terremoto del 1511 da parte dei Porci a Bruniera. Poi quando l'hanno ristrutturata nel 1526 è stata creata quell'altra parte qua sulla destra. Poi la ricostruzione invece l'ha interpretata così come la vediamo adesso. Ok, grazie. Grazie, molto gentile, sa. E quello lì è il campanile, che è un pezzo del castrum che è rimasto? Quello lì è un campanile che successivamente è stato fatto campanile. In origine Era un probabilmente era una torre. Sì, la torre Era una torre di guardia e di controllo, senza la parte delle campane là superiore. Sì. Qui era la parte inferiore, Perfetto. verso su. Qua aspetta, cosa c'è? Il cimitero qua dietro? E poi andiamo anche lì. Lì è una cella mortuaria. Laterale, a Dove ho sinistra. sentito che sono stata male io. Ok, andiamo dentro. Sei pronto? Prego. Il déjà vu esiste, no? È vero, ci credo io. credo Ma anch'io, perché è raro tante volte mi è sentire. capitato di andare in posto. È raro sentire gente che parla di vite precedenti, perché ci parliamo noi ma ci prendono per matti ogni volta. No. Io che ho girato un po' in giro, Africa, non Africa, qua e là, alle volte ho avuto delle sensazioni di essere già stato in certi luoghi. Questo era il pozzo dell'acqua. Qui è un pozzo di recupero di tutte le acque piovane e di tutte le acque che si creavano all'interno dei pozzi all'interno del castello. All'interno del castello, sia qui come nel castro, c'erano sempre delle vasche di recupero d'acqua. In caso di assedio, in caso di dover rimanere rinchiuso all'interno delle mura, c'era a disposizione sempre dell'acqua. In questo caso qua all'interno del castello, le acque poi venivano convogliate in questo pozzo che, come avete visto, è profondo circa 7-8 metri, ed era in origine sicuramente molto più basso, che è stato costruito così. Queste acque qua lì venivano filtrate come la sabbia, ricreate praticamente dei sali, veniva in funzione depurata e veniva utilizzata poi dalla popolazione che viveva sotto le mura. Si può salire? Ok, giusto facciamo prima una panoramica. Quella lì sicuramente in origine non era così, è stata ricostruita per dare l'idea di quella che poteva essere un punto di guardia e di controllo. Sicuramente c'erano dei capitelli con dei piani dove le guardie probabilmente si appoggiavano, quello certamente. Così è stata interpretata. Se vi interessa con il buco che c'è su quei non lo so. espositori lì, si può leggere postazione per postazione col telefonino, poi il racconto di quelli che sono quelle varie postazioni, ce ne sono 8, 9. Ok, grazie.
c'è qualcuno qui, mi fa accendere questo strumento che ho in mano, per favore? Mentre io ero lì, adesso lei mi dice, ho avuto una visione, no, di un bambino. Non so se avete capito, no, però io ho avuto questa sensazione che trovo una visione di un bambino che stava facendo appunto dei bisogni e questo odore appunto. Allora è vero quello che mi dice, ho sentito odore di... Ecco. Com'è sopra? Tranquillo, non si è acceso. Ok. Non si è acceso. Vediamo. Andiamo. Si è tu Giovanni, prima che avete 30 Eh sì, Sì, ma infatti volevo chiedervelo se era possibile perché c'è no, tanta anche- gente. ma se no perché la gente continua. Eh sì. Che adesso vorrei fare una panoramica generale, dopodiché inizierò a fare settorialmente. e qua sotto, adesso non so se sì, e qua sotto c'erano, questo qua era la sede dello scrittorio dove dava la dimostrazione delle scritture medievali così. Ah, ok. E questa parte qua sopra era destinata alle stalle, mentre sotto, poi si scende, sotto c'erano le prigioni. Ah, si può scendere? Sì, sì. Che bello. Meraviglia, veramente. Guarda, stranamente, guarda con tutta la gettatura che non so attivato. Ecco, queste qua diciamo che era la parte delle prigioni, qua si vede che parte dal muro, quello che poteva essere la nicchia e dove sotto c'erano i loculi, c'erano gli spazi dove veniva imprigionata probabilmente la gente. Noi pensavamo addirittura che ci fosse qualche sala della tortura, quelle cose lì. C'è qualcuno qui? Può toccarmi questo strumento per cortesia? Parlate anche nel microfono se volete. No, ci sono gli EVP a volte. Sì, Ne abbiamo beccati diversi. sì, era molto più basso il piano anche, si entrava nelle nicchie. Beh, qua sotto. erano... Dopo quando è stata interpretata la ricostruzione, diciamo che... Ma scavando si potrebbe trovare ancora o... No, ma adesso è tutto rimbonito, tutto chiuso. No, trovare non si trova. Grazie. Là c'erano le prigioni se vuoi. Sì, adesso vado... E qua manca un po' l'aria. C'è un po' di sofferenza residua.
Eccolo, eccolo, trovato. Qua. Appena ho sentito che mancava l'aria, stavano arrivando. Qualcuno ci è rimasto secco qua dentro. Sì. Perché ho sentito proprio la sofferenza, mancava l'aria. Io farei una sessione, guarda. Sì. Sì? Sì. Proviamo. Quando andate su accendo, perché sennò, sennò Adesso ti manda la persona? no, può anche star su volendo, però digli che non parlino perché sennò li sentiamo giù e ci inquinano le registrazioni. Io inizio, C'è qualcuno qui che vuole parlare con me, per piacere. Mi dici come ti chiami? Io mi chiamo Lina. Sto cercando di darti un po' di energia. Con Ray. Prendi il Ray, non il mio. La senti? Mi dici come ti chiami? Sei stato chiuso qua dentro tanto? Fai accendere, adesso che hai preso un po' di energia, fai accendere questo strumento con la lucetta verde. Per favore, l'hai fatto accendere prima. Riesci a toccarlo? Mi racconti come mai sei finito qui? Sei morto qua dentro o siete morti? Uno alla volta parlate. Raccontatemi un po' la vostra storia, parlate di vostro senza che io domando. Mi fa piacere che siamo qua. Siete stati anche torturati? Volevano sapere qualcosa da voi, per quello vi torturavano.
Voi avete ceduto? Devo cambiare la batteria della telecamera, è già al minimo. Mi tocca chiudere. Dopo parliamo di nuovo, Mi aspettate? Mi rispondi? Mi dici come ti chiami? Tu continua a parlare, io poi in analisi ti capisco, sai? Uso gli strumenti giusti a casa. Continua a parlare. Fai una cortesia, mi tocchi questo strumento qui che ha in mano il signore. Come si chiama? Gilberto. Che ha in mano Gilberto. Tu lo conosci Gilberto? È sempre qua. Dai, dagli una mano. Tocca questo strumento. Fagli vedere che ci sei. E Gilberto non lo sa se tu ci sei, se non tocchi. Niente, eh? Non hai abbastanza energia? Chiama Gilberto? Voglio sentire il nome di Gilberto. Puoi dirlo? Oddio il mio, io come mi chiamo? Mi dici il mio nome? Dai, qua c'eri, prima c'eri, che hai acceso qua su questa zona qua, ti ho facilitato, vieni qua a toccare. Dai che c'eri prima. Ti sei stancato? Vuoi che vado via? Aspetta, proviamo a vedere. Cambio frequenza, Attenzione. Se vai meglio. Mi rispondi? Vai meglio così? Cos'hai detto? Ripeti? Mi dici il tuo nome?
Dai, sforzati un altro po', so che ci stai provando, lo sento. Ti abbasso. Vai meglio così? Mi dici il tuo nome? Ma dillo. Come ti chiami? Chiama Gilberto, che così sente che tu chiami. Non riusciamo a trovare il canale giusto? Cosa dici? Per me no, perché sei peggio di prima parlavi chiaro. Niente, dai. Che dici, proseguiamo? Ti saluto? Vuoi che vado via? Dimmi sì o no. Almeno quello dimmi. Fai accendere quello se vuoi che vado via, dai. Accendi quello lì e io vado. Boh, allora invertiamo la cosa. Se vuoi che io rimango, fai accendere quell'affare lì. Dai, quello con la lucetta verde che ha in mano Gilberto. Ti dà fastidio Gilberto? Dimmi sì o no. Se ti dà... Oddio, ho risposto anche. Se ti dà fastidio Gilberto, accendi quella lucetta lì che è in mano Gilberto. Non gli dà fastidio. Ripetilo qua, se ti dà fastidio o no. Ti dà fastidio? Ridi? Perché ridi? Non ti dà fastidio Gilberto? È per quello che Gilberto ti sente, che sei qua. Dai, di qualcosa a Gilberto. Hai un messaggio da dire a Gilberto? Buon, dai. Allora io vado in un'altra stanza, vado da un'altra parte del castello. Ti saluto, ciao. Ti cambi il saluto? Dimmi ciao e andiamo, dai. Fai a sentire Gilberto che ci sei.